In moto la macchina per riorganizzare la Sagra del Mandorlo in Fiore ed il Festival Internazionale del Folklore. Dopo 71 anni la regia della Kermesse passa all'Ente Parco Valle dei Templi di Agrigento, con in testa il direttore Giuseppe Parello ed il commissario dell'ente Bernardo Campo. Il comune di Agrigento, a cui non verrà più stornato il 30% del costo dei biglietti d'ingresso al sito UNESCO, non ha più la forza economica di organizzare l'evento, così ha ceduto oneri e onori al parco archeologico e paesaggistico. L'edizione 2017, spiegano Parello e Campo, rispettivamente direttore e commissario della Valle, verrà riorganizzata nel solco della tradizione, ma obiettivo primario sarà quello di creare un evento culturalmente adeguato, superiore a quello degli anni precedenti. È importante che ci sia, dicono, un momento di differenziazione. Porteremo cose nuove che magari non si sono viste ancora in giro, cercando comunque di spendere molto meno rispetto ai budget degli anni precedenti. Il sindaco ci ha mandato nei giorni scorsi una bellissima lettera con la quale ci invita a vedere se possiamo fare qualcosa per l'amministrazione comunale nell'organizzazione dell'evento, nel segno della continuità, e pensiamo di poterlo fare. Nella lettera si parla di una festa del Mandorlo in Fiore e ci piace l'idea, dato che più che una sagra, quella di Agrigento è un festival della cultura. La nostra idea è di puntare a contenuti di un certo livello e così non può che essere, dato che il parco è contenitore culturale di alto spessore. Ed ancora aggiungono, non ci sarà spazio ai cantanti di piazza, il folklore siciliano verrà mantenuto, ma solo quello di qualità. Riguardo alla durata dell'evento, aggiungono, da tradizione è sempre durata una settimana, poi negli ultimi anni è stata spalmata su più settimane. Noi andremo incontro alle esigenze del municipio, compatibilmente con le risorse del bilancio e le iniziative culturali che andremo a prevedere.